4 pareggi nelle ultime 4 partite, si può parlare di crisi? Crisi no sé, seguro que 4 partidos sin ganar es difícil, pero somos futbolistas, tenemos que levantar la cabeza y tener confianza para volver a ganar, porque la temporada es muy larga y naturalmente siempre hay momentos difíciles así, pero una escuadra que quiere ir arriba, esa escuadra siempre levanta la cabeza para seguir venciendo, pero en este momento puede pasar a cualquier escuadra. Credete ancora nello scudetto? C'è una traduzione, sì. Dice se è una crisi vera e propria non lo so, ma quello che è certo è che 4 partite senza vincere sono troppo per una squadra che ambisce a lottare per il titolo. Adesso l'importante è recuperare la fiducia, alzare la testa, la stagione è lunga, ci sono sempre dei momenti del genere, ma dobbiamo lavorare, il nostro lavoro, il nostro dovere è tornare a vincere. Credete ancora nello scudetto? En este momento creo que el más importante es volver a ganar. Es volver a ganar, volver a tener confianza, volver a tener nuestro juego. Y luego cada cosa tiene su tiempo. En este momento no podemos hablar de scudetto, tenemos que hablar para volver a ganar, para volver a tener nuestra fuerza. Cada cosa tiene su tempo. In questo momento non è questo il momento per parlare di scudetto, la cosa più importante adesso è tornare a vincere, ritrovare la fiducia, ritrovare il nostro gioco. C'è un aspetto in cui vi sentite inferiori alla Juventus? Sabe que el fútbol de momento la Juve está creo 6 puntos adelante. Esos 6 puntos demuestra que ellos de momento están mejor que nosotros, que es la realidad. Pero la temporada es muy larga. Esperemos que también que la Juve tendrá un momento delicado, que también puede perder puntos. Pero es difícil de comparar a dos equipos que uno tiene un momento un poco delicado y que el otro está en un momento bueno. No podemos hacer la comparación, pero yo creo que nosotros sobre todo necesitamos volver la cabeza, tener confianza y volver a ganar. Luego la Juve, hay Milan, hay Inter, hay muchos otros escuadras. El más importante es nosotros, volver a ganar, volver a tener confianza en nuestro juego, que es el más importante. Grazie. La Juve in questo momento ha 6 punti più di noi, quindi la classifica dimostra che la Juve in questo momento è superiore, comunque è una squadra che sta meglio, ma la stagione è lunga ed è perfettamente possibile che anche la Juve attraversi momenti difficili, perda qualche punto per strada come è capitato a noi. Poi del resto è difficile fare un paragone fra 2 squadre che attraversano un momento di forma diverso, una che sta al top e un'altra che è un momento di difficoltà. Dobbiamo guardare soltanto a noi stessi, ritrovare fiducia, alzare la testa e non guardare agli altri. Grazie.